Maestro Camilleri, siamo con te, mi raccomando, ancora non è ora, hai tante cose ancora da dire, da fare, da scrivere, ti siamo vicini, sappiamo che è un momento difficile, però ti auguriamo tutto il bene di questo mondo. Stiamo parlando del maestro Camilleri, come sapete, insomma, è stato colpito da un infarto da qualche giorno e speriamo che tutto proceda bene. E poi naturalmente diamo un grande augurio ai ragazzi, non so quanti sono, migliaia in Italia, che oggi hanno iniziato l'esame di maturità, ci siamo passati tutti insomma e sappiamo che c'è sempre un po' di tensione, poi quando finiscono dire tutto questo era, insomma, però da che mondo è mondo gli esami di maturità sono un appuntamento veramente importante, una pietra miliare nella vita di ognuno di noi e anche per questi ragazzi, qualsiasi sia naturalmente il loro indirizzo scolastico, un in bocca al lupo. Oggi la prova di italiano e poi man mano negli altri giorni le varie materie in relazione all'indirizzo di studi, non vi preoccupate, ce la farete. Bene, questa è Target, ancora con voi il mercoledì in prima serata e poi naturalmente nella programmazione settimanale che Televideo Agrigento vi offre sul canale digitale LCN 92 in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale e naturalmente con lo streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, anche su YouTube e su Facebook, dove noi poi mettiamo le puntate per vederle e rivederle quando riterrete più opportuno, se non riuscite ad avere la diretta. Siamo praticamente arrivati quasi alla fine della stagione 2018-2019 della nostra trasmissione, centinaia di ospiti si sono succeduti su queste sedie. Abbiamo cercato e cercheremo di portarvi nelle vostre case dei momenti importanti della nostra quotidianità, delle associazioni, dei singoli individui, dei gruppi o comunque delle manifestazioni che grazie all'amplificazione che dà la televisione raggiungono un pubblico più vasto. Anche questa sera parleremo di alcuni importanti appuntamenti e vi presenteremo veramente delle situazioni che sono degne della vostra attenzione. Un'ora e più da trascorrere serenamente, noi siamo qui, voi siete a casa e siamo pronti a partire. Passo allora a presentarvi gli ospiti della serata, iniziamo dalla mia sinistra, lui è Giovanni Alessi, è il vicepresidente di AIS Sicilia, dove AIS sta per Associazione Italiana Sommelier. Buonasera a tutti. Proseguiamo con Angela Roberto, lei fa parte di Archeo Club Agrigento. Buonasera. E poi Vincenzo Maniglia, da un paio di mesi, il sindaco di Racalmuto. Sì, buonasera ai telespettatori. Parleremo dell'Associazione Aquarinto e della Giornata Mondiale del Rifugiato con Claudia Sinaguglia. Buonasera a tutti. Il teatro questa sera con Pippo Alvaro, vedete insomma il physique du rôle, poi mi direte subito qual è la vostra prima impressione del personaggio che potrebbe raffigurare. E quei tre baldi giovani sono alcuni degli appartenenti del Reggae Zone Family, questo magico gruppo di reggae, sono Peppe Ballone e poi Mauro Mirabile e Domingo Profita, eccoli qua. Bene, buonasera. Allora, sindaco, un paio di mesi, già non è che hai pensato che me l'ha fatto fare, no? No. No, nel senso che sappiamo che la situazione dei comuni non è rosea da tutte le parti, quindi ci vuole un grandissimo spirito di sacrificio e di devozione alla propria città per intraprendere questi 5 anni di primo cittadino. Io dico, c'è sempre una sorta di incoscienza nel rivestire il ruolo di sindaco, però come tutte le passioni ci sono delle cose per cui ti spingono in qualche modo a farle queste cose. A me piaceva tanto avere questo ruolo, ho avuto grandi consensi nell'ultima campagna elettorale e adesso ci accingiamo a governare questo nostro paese. La Racalmuto ha gettato la ragione, quindi bisogna stare un po' più attenti. No? C'è una ragione, diciamo, che a volte non va nel verso giusto. E poi Pirandello diceva che le corde a volte sono un po' pazzerelle, no? Secondo quale corda si tira, anche Sciace insomma diceva che... Sì. Ma fra l'altro oggi abbiamo avuto, a proposito di
di tema di maturità, una delle tracce del tema di maturità era proprio riferita a Leonardo Sciascia. Il giorno della civetta, sì. Noi siamo stati molto orgogliosi di sapere che tutta l'Italia in qualche modo affrontava le vicende del nostro più illustre cittadino, al quale siamo affezionati. Fra l'altro fra alcuni mesi ricorrerà il trentennale della morte di Leonardo Sciascia, quindi la fondazione Sciascia che io presiedo. State preparando allora? Sì, in qualità di sindaco ho anche la duplice veste di presidente anche della fondazione Leonardo Sciascia. Si sta adoperando per fare una grande manifestazione per ricordare questo nostro grande Parleremo di quello che insomma ha iniziato a fare, naturalmente di quelle che sono secondo te le priorità per intraprendere questo quinquennio di sindaco di Racalmuto. Archeo Club sta per Archeo Vecchio, per antico, per, sì. Non per architetto, no? No. Angela Roberto. Sì, l'Archeo Club è un ente morale a carattere nazionale e ha come finalità la promozione della cultura del territorio. Noi siamo dei semplici volontari appunto al servizio dei beni culturali, che possono essere beni culturali di tipo materiale ma anche immateriale. Quindi archeo sta per archeologia? Archeologia, sì, principalmente archeologia, e la nostra Sicilia pullula di archeologia, tant'è che è come regione la regione che ha più sedi. Infatti siamo 46 sedi solo in Sicilia. E c'è molto materiale, insomma. Sì. Bene, parleremo delle vostre iniziative e poi a proposito di iniziative, a proposito di Sicilia, insomma, due nomi affiancano la Sicilia, il grano ma anche il vino, Giovanni Ressi, e da un po' di tempo al vino ci sono anche le bollicine. Sì, il fenomeno bollicine in Sicilia è nato una ventina d'anni fa, ma era il naturale sbocco dettato dall'evoluzione del consumo che c'è stato sul mercato. Parliamo di bollicine perché l'AIS, questo è il quinto anno, organizza Sicilia in Bolle, che è proprio una delle manifestazioni leader in Italia nella esaltazione delle bollicine. Sì, dicevo appunto, le bollicine è stato il naturale sbocco dell'evoluzione della produzione dei vignaioli siciliani, perché le bollicine, soprattutto da noi durante il periodo estivo, sono molto facili da bere, rinfrescano, danno la possibilità di accompagnare a tutto pasto come bevanda, e sicuramente anche bevanda abbastanza dissetante, perché generalmente le bollicine sono... No, il prosecco noi non lo facciamo perché... Non lo possiamo fare, insomma, no, perché il prosecco è un vitigno, è un vitigno che viene prodotto in Veneto, nelle zone... Generalmente noi siamo un po' più, diciamo, sì, prosecco. È un errore di questi madornali che si fanno, perché prosecco noi non ne produciamo, o al limite c'è qualcuno che sta provando a tentare di vinificarlo, cioè di produrlo in Sicilia per poi vinificarlo, ma parliamo di cose irrisorie. Se per il rosso l'eccellenza potrebbe essere il nero d'avola, per le bollicine qual è? Metodo classico in Sicilia se ne fanno parecchie e in parecchie zone, perché la Sicilia dal punto di vista enologico è un continente. È un mondo in sì, perché in diversi territori della Sicilia le caratteristiche del terroir, del microclima delle singole zone riescono a dare ai vini delle caratteristiche che sono completamente localizziamo diverse. Agrigento. Ma Agrigento nella zona... Quale bollicine abbiamo noi qua? Noi torto ovviamente non ne possiamo fare a nessuno, ma nelle zone nostre vengono utilizzati l'insolia, viene utilizzato il grillo, viene utilizzato il cataratto, che sono vitigni autoctoni, perché generalmente per fare gli spumanti ovviamente si utilizzano vitigni bianchi, certo. Ma in alcuni casi, come per esempio nell'Etna, viene utilizzato il Nerello Mascalese, che è un vitigno rosso ma vinificato in bianco. Vinificato in bianco significa che il trattamento che viene fatto come spremitura, non vengono schiacciate la buccia che contiene le sostanze antociane, che sono le sostanze coloranti, e di conseguenza il mosto immediatamente viene separato dalle bucce, non essendoci il contatto non vengono colorate. Qualsiasi vitigno sia, però è buono, sì, diciamo che i nostri vitigni sono sicuramente molto interessanti, altissimi forse. Ma anche per questo da 20 anni a questa parte finalmente la Sicilia è entrata
a produrre i vini, perché prima noi i mosti li mandavamo fuori e da un 20-25 anni, ad esclusione ovviamente di alcune aziende che storicamente da molto e molto tempo hanno sempre prodotto in prima battuta, però diciamo il mercato ha sempre mandato fuori. Poi finalmente è arrivato anche il momento che i vinificatori, i vignaioli siciliani cominciassero a imbottigliare quindi il vino, e a poco a poco siamo riusciti ad entrare nel mercato facendo conoscere soprattutto anche i nostri e oggi siamo sicuramente può farmi solo piacere, livello. immagino io mi chiamo Moscato, quindi diciamo che l'accoppiata che da noi il Moscato è lo Zibibbo. Bene, continuiamo a conoscere i nostri ospiti. Claudia Sinacuglia di Acquarinto, questa magnifica associazione ormai da più di un decennio, più di 20 anni addirittura. È da più di 20 anni che ci occupiamo di accoglienza e di integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e di coloro che lasciano il paese d'origine per cercare di costruirsi un futuro migliore e di avere prospettive che possano essere veramente tali. C'è la giornata mondiale del rifugiato, che poi è una settimana più che esatto. Solo localizzata in un giorno. Ecco. No, noi è la data ufficiale qual è? È il 20 giugno per tutta Italia, però noi dal 2001 a questa parte abbiamo deciso di puntare su quella che è l'integrazione, specialmente nella settimana di giugno. Infatti abbiamo programmato una serie di eventi che sono partiti il 13 di giugno, dove siamo andati ad Erice e a Trapani a conoscere quello che è il territorio, quindi conoscenza appunto sociale del territorio stesso, e poi abbiamo programmato in calendario, abbiamo altri eventi che si concluderanno poi il 4 di luglio a Realmonte con lo spettacolo, il musical Camicette Bianche. Bene, ne parleremo durante questa nostra trasmissione. Proseguiamo col conoscere i nostri ospiti. Dicevo che in un primo piano stretto Pippo Alvaro. Chi sei, Pippo? In un primo piano stretto rappresenterei Pirandello, perché stiamo provando a fare, anzi abbiamo già fatto un'opera inedita su Pirandello, non di Pirandello, e tratta la sua grandissima solitudine, specialmente in età avanzata. Quest'opera è stata ideata in un tavolo di bar da chi l'ha scritta, dalla nostra regista, che ne è anche l'autrice, che è Giovanna Messina, che stasera... Il titolo è Io scrivo la vita. Io scrivo la vita, che è una delle frasi che dice Pirandello in una sua lettera a Marta Abba. Ci racconterai che cosa succede in questo tuo essere Pirandello e naturalmente che cosa affronta, ecco, questa opera. Conosciamo allora i nostri amici della Reg Zone Family, eccoli qua. Buonasera. 3 di quanti, Domingo? 15, 16, 20. Diciamo, siete aperti. Sì, un collettivo, sì, chi passa bussa e poi il reggae è anche condivisione, no? Cioè, certo, sì. Subito la musicalità del reggae ti calore, amicizia, sì, esatto. In 15 secondi come nasce, cosa fa e cosa si propone Reggae Zone Family? È un paio di anni che ci incontriamo, abbiamo iniziato le produzioni, lui è il cantante, lui è il batterista. Arriva anche l'altro, eccolo qua. Ecco, noi qui siamo più, diciamo, scacciati del salottino, però siamo un po' anche fuori luogo. Però. Peppe, il reggae vuol dire, tra le tante cose, rasta. Mi sembra che un po', insomma, i capelli... Sì, il reggae significa tante cose, innanzitutto, non è solo rasta. Spesso magari si confonde questa idea del reggae come rasta, droghe, tutte queste situazioni così, ma il reggae non è sicuramente questo. Il reggae appunto affronta principalmente dei temi sociali, di politica, di amore, condivisione, razzismo. Quando l'hai conosciuto e perché te ne sei innamorato? Ma il reggae io l'ho conosciuto fin da bambino, proprio piccolissimo. Mio padre mi faceva ascoltare
gli Articolo 31, Oi Maria, i grandi classici, Bob Marley, da lì me ne sono innamorato, quindi è una storia infinita, diciamo. Sì. E poi fate delle vostre produzioni, naturalmente. Sì, facciamo delle nostre produzioni. Ci stiamo Mauro, il impegnando. siciliano si adatta bene alla musicalità del reggae, sì. Ma sì, dai, diciamo che ci sta, ci può stare benissimo. E poi insomma il ritmo, quindi tu suoni la batteria, Sì. credo che sia un elemento importante accanto al basso forse, no? Sì, batteria e basso sono i due importanti, abbastanza, sono marito e moglie, sì, nel reggae specialmente, sì, assolutamente. Tu hai incontrato il Reggae Zone Family oppure li hai fatti incontrare? Io sono entrato con loro dopo, un pochettino, mi hanno adottato un poco dopo. Per giù quando è uscito il video di Allallato, appunto. Bene, una bella family, sicuramente. Bene, conosceremo la vostra musicalità e soprattutto il vostro humor che vedo è molto molto presente. Ritorniamo al sindaco, a Vincenzo Maniglia. Questa esperienza è iniziata a fine aprile, mi sembra, no? Sì, dal 28 aprile ci sono state le votazioni, dall'indomani abbiamo cominciato a conoscere tutto quello che c'è all'interno del comune, dall'apparato burocratico, i funzionari, da quello che era stato lasciato a metà, incompleto della precedente amministrazione, per ripartire, perché vogliamo dare concretezza a quello che abbiamo detto in campagna elettorale. E mi sembra logico, anche perché per legge il sindaco deve presentare un programma. Sì, il programma va presentato. Primo punto? Il primo punto me lo ricordo ancora ora, era valorizzazione e potenziamento dell'apparato burocratico del comune, che credo che sia... Senza motore la macchina non cammina. No, infatti è una delle cose che molti comuni si trovano ad affrontare, cioè l'apparato burocratico che in parte è anziano, perché ci sono parecchie persone che sono in età quasi da pensione. Adesso c'è la legge 100 pure che magari... Poi ci sono quelli che con la quota 100 sono andati in pensione, ma soprattutto perché il mondo della burocrazia è cambiato, oggi è molto più veloce, oggi le circolari, le leggi pretendono tempi molto più rapidi e molto spesso i nostri apparati burocratici sono o non attrezzati appieno oppure non riescono a seguire per esempio bandi europei, bandi regionali, e poi c'è da dire che c'è una organizzazione che forse oggi i comuni debbono fare, una riorganizzazione più aziendale, perché non si può più precludere da un'organizzazione che sia efficiente, perché ci sono delle sanzioni, ci sono i rischi, si perdono i finanziamenti. Quindi io ho fatto un primo censimento e il primo punto è quello meno di immagine all'esterno, perché l'apparato burocratico uno lo organizza ma all'esterno non si vede. Poi invece fra i punti caratterizzanti la nostra agenda amministrativa c'è quella della valorizzazione del turismo, su quello punteremo tantissimo. Voi siete anche uno dei punti cardine della strada degli scrittori, quindi diciamo, abbiamo accennato poco fa con Sciascia, quindi diciamo sì, che il turismo letterario è un punto forte, avete il castello, insomma ci sono noi tante... abbiamo delle particolarità. Io dico Racalmuto è come una Ferrari che è stata parcheggiata e che ha grandi potenzialità. La strada degli scrittori non solo mette in movimento tutto l'apparato culturale legato agli scrittori della provincia di Agrigento, e noi ne abbiamo uno che è appunto Leonardo Ciacia, ma è anche una strada di collegamento con la città di Agrigento, che ha avvicinato il centro di Racalmuto fisicamente, sì, perché uno può raggiungere Agrigento in 10-15 minuti, e quindi questo consente anche di progettare tenendo conto del turismo, quello agrigentino, quindi nessuno può sottovalutare il fatto che a 10 minuti si ritrova in una realtà che è quella di Racalmuto per respirare l'aria dello scrittore Ciacia, ma nello stesso tempo, come dicevi tu, le grandi strutture che noi abbiamo. Noi abbiamo un castello che è intatto, tranne una parete che è stata demolita, ma che nella sua sostanza mantiene le caratteristiche del castello chiaramontano. Poi abbiamo il teatro, abbiamo la Fondazione Leonardo Ciacia, abbiamo anche il municipio che è un vecchio convento, quindi al turista si possono offrire tante cose, cioè noi possiamo dare
dare al turista la possibilità di visitare in una o più giornate il nostro paese e quindi di essere coccolato in un ambiente. Quindi riorganizzazione della macchina comunale burocratica, valorizzazione del turismo. Proseguiremo con queste che sono le tue iniziative, perché vorrei ritornare all'Archeo Club. Mi affascinava il fatto che la Sicilia ha tantissimi club e dicevamo quindi abbiamo tantissimo materiale. Sì. Per valorizzarlo, qual è il vostro fine, il vostro scopo? Appunto siamo al servizio dei beni culturali, promuovendoli e divulgando la cultura. Mi volevo collegare a ciò che diceva il sindaco, noi ci chiamiamo Archeo Club i luoghi di Empedocle, perché abbiamo voluto dedicare appunto a questo grande pensatore del V secolo a.C. la nostra sede, perché noi abbracciamo 3 comuni che sono Agrigento, Porto Empedocle e Realmonte, perché ogni grande uomo, come può essere un pensatore, uno scrittore, è figlio del proprio luogo, quindi è singolare se tante persone, tante personalità sono nate proprio in questa provincia, guardando il mare bellissimo che magari i ragazzi mettono spesso nei loro video, guardando quella stessa campagna agrigentina e respirando quest'aria, quindi sono nati questi grandi pensatori. Non si possono mettere dei confini, ma la Sicilia è Sicilia proprio per questo, perché è particolare, perché ha questa luce, questi luoghi, sia dalla campagna. La mission di Archeo Club è quella di valorizzare appunto e promuovere. Ma non solo archeo nel senso di templi, di strutture, di cose antiche, ma anche un po' di leggende, sì, perché appunto, come ho detto scritti, prima, di cose che... è tutta una cosa concatenata. Allora, la nostra prima iniziativa è stata Chiese Aperte, noi appunto siamo nati il 16 di marzo. Ecco, vediamo la nostra prima iniziativa è stata un'iniziativa nazionale che si è aperta alla conoscenza, perché sono delle chiese che di solito sono chiuse al culto, rimangono chiuse al culto, ma non per questo sono meno importanti delle chiese fruibili. Cose da scoprire che non vediamo nella quotidianità, uno entra in chiesa. Anzi, abbiamo scoperto delle cose incredibili. Innanzitutto un centro storico meraviglioso, veramente. Il Rabbato era il cuore pulsante di Agrigento e dentro quella chiesa c'è una figura che per molti di noi era soltanto una via, Matteo Cimarra. Abbiamo scoperto il personaggio Matteo Cimarra, che è una figura straordinaria di Agrigento, è stata una figura straordinaria di Agrigento, così come la chiesa di Santa Croce. C'è stata un'affluenza di pubblico molto interessata e molto numeroso, abbiamo contato più di 200 presenze. Anche perché, lo devo dire, non è solo in questo caso, ma generalmente quando uno vede le cose o perché sono presenti nella quotidianità o perché non ci fa caso, non li gusta. Appena uno poi ti dice, ma sai quella porta, sai quell'arco, sì, e ti spiega come è nato, ti spiega qual è la sua evoluzione, sì, lo gusti meglio. No? Perché bisogna emozionare anche, e per emozionare devi avere la conoscenza delle cose che promuovi, quindi è proprio questo il nostro scopo, proprio far conoscere a più persone i luoghi che ci appartengono. In questi giorni avete anche avuto una combriccola con Elio Di Bella, insomma, sì, è stato un evento graziosissimo. Impaurire qualcuno, insomma, avete parlato di streghe, di maghi, di che cosa avete parlato? È stato un evento graziosissimo, grazie al professore Elio Di Bella che ci ha coinvolto, che abbiamo parlato di una Sicilia inusuale, una Sicilia che di solito si cerca di tenere alla larga e che addirittura può regalare anche un sorriso, ma che è stata una Sicilia che ha dato nutrimento alle nostre nonne, ai nostri avi, e facendo questi studi abbiamo scoperto dei conti, delle favole, delle leggende che ce le tramandiamo ancora prima dei greci, forse addirittura di una Sicilia ancora più arcaica. Ad esempio è stato singolare parlare di uno spirito del vento, tutto nostro, agrigentino, che si trova sia nelle campagne che nel mare, che ad esempio è Dragonera.
la dragonera, questo spirito del vento, e fa venire questa tromba d'aria, e che era una cosa devastante quando arrivava, perché poteva rovinare le campagne dei contadini che avevano lavorato tanto i campi, oppure poteva ingoiare intere imbarcazioni. Bene, presumibilmente si pensa che Empedocle era chiamato, oltre che come filosofo e come politico, è stato anche un mago, e nei rituali che abbiamo trovato in testimonianze fino nel 1950 di persone che sapevano tagliare la coda da dragonera, si dice così, magari in quel rituale c'era qualcosa che richiamava un rito che già Empedocle recitava, quindi è tutta una cosa concatenata. La nostra cultura è una cultura ricca, ma una cultura che appartiene a tutti, non è una cultura di elite, proprio bisogna partire dalle come basi. diceva all'inizio, bisogna anche fare innamorare di queste cose che abbiamo, forse anche il modo di come si propone che ti dà anche la voglia di conoscere. Certo, bisogna emozionare, appunto, questo. Bene, poi parleremo anche della nuova l'iniziativa iniziativa di sabato prossimo. Ritorniamo al vino. Dicevamo, la Sicilia è eccellenza da sempre nel vino, da qualche decennio anche nelle bollicine, queste bollicine che devono essere valorizzate. E l'AIS 5 anni fa ha detto facciamo Sicilia in bolle. Sì, nasce così, Presidente? Sicilia in bolle nasce, diciamo, quasi per scommessa. In che senso? Un carissimo collega sommelier, che oggi non è più con noi, 5 anni fa proprio pensò, insieme ad altri, anche allo stesso Franco, l'attuale delegato, e qualche altro, Franco Baldacchino, attuale delegato di Agrigento, pensarono appunto di, visto che le aziende cominciavano a produrre bollicine, era Alberto Gino Grillo, questo carissimo amico che non c'è più, disse: no, dobbiamo fare qualche cosa per le bollicine in Sicilia, perché effettivamente questo fenomeno sta cominciando a nascere, a crescere, dobbiamo essere i primi e dobbiamo farlo. E così è stato, e poi purtroppo lui non ha potuto nemmeno assistere alla prima edizione. Comunque nasce appunto da questa voglia di mettere in moto un meccanismo che oggi, alla 5ª edizione, finalmente stiamo vedendo dei risultati notevoli, sia perché quando già si arriva a una 5ª edizione si può cominciare a parlare di storia di un evento, nel senso che generalmente nel nostro mondo gli eventi che si ripetono negli anni sono degli eventi molto rari, quasi rarissimi, diciamo, mentre già Sicilia in bolle, essendo arrivata alla 5ª edizione, significa che è qualcosa di interessante, e noi ce ne accorgiamo soprattutto dalla voglia delle aziende che hanno a partecipare, perché all'inizio dell'anno già cominciano a telefonare per sapere esattamente se avevamo già pianificato la data. Esatto, è diventata una finestra, un punto poi, di riferimento per la produzione. Avete iniziato anche una sfida col Trentino, No, non è un po' troppo avventuroso, più che una sfida è un confronto. Un confronto, perché chiaramente parlare di sfida con no, sfida nel senso buono, sì, cioè, certo, mettiamoci il confronto. Parlare del Trentino, come può essere il Trentino, come può essere la Franciacorta, che sono delle regioni dove storicamente le bollicine non sono, cioè sono consolidate, sì. Quindi la produzione è abbastanza rinomata, abbastanza conosciuta, e ha una vera storia dal punto di vista produttivo. Quindi per noi è stato un modo per cominciare, anzi a stimolare loro a far sentire che anche la Sicilia è in grado e ha tutte le potenzialità per fare qualcosa di importante. E anche le aziende siciliane a crescere. E infatti per rubare qualche piccolo segreto, perché no? Infatti è proprio questo il discorso. E questo confronto è stato molto interessante, perché abbiamo avuto la possibilità, perché attraverso l'istituto del Trento Doc, che raccoglie 60 aziende del territorio del Trentino, praticamente tutte le aziende, a esclusione proprio di qualcuna soltanto che non è voluta entrare nell'istituto, ma realmente consideriamo che il Trentino non è la Sicilia dal punto di vista di estensione, certo, quindi 60 molto più piccola, quindi le 60 aziende rappresentano praticamente
la storia delle bollicine, con aziende che hanno veramente qualcuna anche supera il centinaio di anni, una storia legata. Questo confronto si ripropone anche quest'anno. Certo, loro lo scorso anno sono rimasti molto entusiasti perché hanno avuto la possibilità di toccare con mano, anzi toccare con le papille gustative, la possibilità di sentire e assaggiare i nostri vini, e loro sono rimasti entusiasti. Infatti già lo scorso anno ci avevano chiesto se eventualmente potevano anche venire quest'anno, ma in particolare la cosa si è ripetuta anche ben volentieri, perché fondamentalmente c'è una collaborazione nazionale, una partnership fra l'Istituto del Trento Doc e l'AIS Italia, che ogni 3 anni rinnovano, perché l'Istituto del Trento Doc sponsorizza ogni anno il concorso per il miglior sommelier d'Italia, che è la cui finale, l'esame finale si svolge durante il convegno nazionale ogni anno dell'AIS. E quest'anno, siccome ricorreva il 3° anno, quindi si doveva rinnovare questa partnership, l'istituto, cioè al Vinitali c'è stata presso lo stand dell'Istituto del Trento Doc il rinnovo diciamo formale così di questa partnership, ed erano presenti sia il presidente dell'Istituto del Trento Doc che il presidente nazionale Antonello Maietta dell'AIS. E quindi io ho avuto l'opportunità di presentare Sicilia in Bolle, perché mi hanno dato questa opportunità anche per dimostrare il fatto che la partnership si rinnova, e si rinnova anche nella partecipazione. Bene, poi ci spiegherai anche quali saranno questi giorni, che cosa avete programmato. Allora, Reggae Zone Family, abbiamo parlato poco di voi. Domenico, volevo un po' insomma che ti facessi un po' di pubblicità, no? Voi siete nati, ha detto, 2 anni fa, che cosa avete già fatto, che cosa vi proponete, dai, sponsorizzati. Vabbè, io da un po' di anni che metto musica come DJ, e quindi parliamo dal 96, quindi abbastanza. Poi da un paio di anni con percussionista, con altro DJ, poi trombettista, poi il cantante, poi insomma mano a mano ho trovato un po' di elementi in strada, anche un po' guasti, però diciamo che assieme riusciamo a fare qualcosina. Quindi, autoproduzione o anche interpretazione di altri brani? Esclusivamente autoproduzione? Autoproduzione, sì, senza aiuti di nessuno. No Woman No Cry non lo cantate, dico. stiamo parlando anche di cover, sì, qualcosina sì, di cover, sì, anche perché siamo famosissimi, quindi però l'omaggio ai classici quello si fa. Sicuramente, quello sicuramente, è normale, Bob Marley sicuramente. Comunque ora stiamo uscendo con il disco, se Dio vuole riusciamo a fare questo disco finalmente. Si chiama ancora disco? Non lo sì. Noi lo chiamiamo disco. Sulle piattaforme c'è quello digitale, Digital Store, eccetera, io poi eccetera. sono antico, quindi sono vintage. Sì, non ci credo che fai un vinile, dai, non ci credo. No, infatti il CD facciamo. CD che è diventato ormai più vecchio, obsoleto del vinile. Ma il CD mi diceva, il vinile è ritornato, ci sono più aziende che li producono. Pippo Alvaro può essere testimone. È andato di nuovo l'hanno chiamato CD perché prima c'era il disco che aveva lato A e lato B, e poi c'è stato il CD, la normale prosecuzione. No, ma comunque ci sono anche dei bei video che avete fatto. Il primo, se non vado errato, si chiama Allallato. No, scherzo, sì. L'Allallato è una figura importante della Sicilia, no? Cioè, cos'è, il ringoglionito? Bravo, non lo volevamo dire, però sì, un po'. Come nasce questa produzione? Un po' stonato. Ma diciamo che il cantante è quello che scrive le stronzatine. Peppe, come nasce Allallato? Signori, Allallato come nasce? Secondo voi come può nascere questa canzone? Lo so, vedevi uno che era così con la bocca aperta. Allallato è nato in maniera spontanea, penso sia quasi un'autobiografia, diciamo. Non lo so come nasce, però io potrei dire che uno allallato nel senso buono, no? Cioè che resta così di stucco nel vedere delle cose belle, potrebbe anche essere, no? Ma allallato è un po' come diceva lei prima, un po' stolto, un po' rincoglionito, fatemi passare il termine, così. In pratica è nata in maniera quasi autonoma, molto facile. Dovevo andare a lavorare alle 7, avrei dovuto svegliarmi alle 7 e invece mi sono svegliato alle 10. Quindi sono arrivato al lavoro alle 10 tutto allallato. Ma che sei allallato? Ma che succede? Che cosa è successo? Niente, mi sono addormentato
ho preso subito una penna, un foglio, ho cominciato a scrivere questa canzone. Così è nata all'allato, quasi in maniera autonoma. La vogliamo sentire e poi daremo un giudizio dopo su questo reggae made in Sicily con Reggae Zone Family all'allato. Vai Piero. Sacco pure sveglia con bambina vi è scordato, casi da spingi un birra tipo fosse palesciata, bagno come mercato, all'allato stamattina viene impegno però li stavo corcato, non è casi la news è solo caso un po' cessato, la stava me carusa con ma vi è sentiato, forse è meglio stare un poco all'allato, senza che vuol dire tipo come un fresciato, un sa che gioca a fare puro se te l'abbia spiegato, metalli come un babbo pare un poco mangiato, pompa ma quando minchia fumato, vedo madre che sulla spia mi metto l'occhiale, vedo madre che sciavoro mi sta chiamando a fame, quindi poi senza salutare non hai pagato, all'allato ma ci piglio la mattina sogno già sconfussolato, sacco pure sveglia con bambina vi è scordato, casira spingo birra tipo fosse palesciata, bagno come mercato, all'allato stamattina viene impegno però li stavo corcato, non è casi la news è solo caso un po' cessato, la stava me carusa con ma vi ha sentiato, forse è meglio stare un poco lisciuto, pure i picciotti faccio giro e passo da piazza, sogno tanto all'allato che cammina e per da scarpa, cervello un capo una rota come a promotti a bombazza, mi scordo della tipa che si incazza, compare senti a me, si dall'alli da mattina non mi chiedere com'è, si tiri che all'allato non mi chiedere perché dalla vara faccia e capi l'acqua non vede, ti capita di guidare però ti scordi pure un naghiri, a due navigatori se non mi faccio incoglionire, è colpa del GPS perché dall'alli tutti i seri, ma come minchia la capire, a due monte che ho serio che mangiano la vibrazione, dicono che cura pure la depressione, così sogni all'allato son passate già 3 ore, compa che fa magiri, ti può scattare un cuore, all'allato oggi piglio la mattina sogno già sconfussolato, sacco pure sveglia con bambina vi è scordato, casira spingo birra tipo fosse palesciata, bagno come mercato, all'allato stamattina viene impegno però li stavo corcato, non è casi la news è solo caso un po' cessato, la stava me carusa con ma vi è sentiato, forse è meglio stare un poco corcato, un capo da naga, carimi culo vendo, ma ti faccia tranquillità che poi dall'alle sei contento, dall'alla tutti i panni si spiaggia lo commento, sì però compa stai attento, all'allato musica in sottofondo, all'allato canatura come sfondo, all'allato si però sa sempre un conto, all'allava sto minuto che già dormo, all'allato, all'allato, Ciao compa ma sei all'allato. Sì, arriviva ogni la sigaretta una cosa. Aspetta, io sto andando nel dettaglio. Fuoco! Grazie. Bravi, bravi, complimenti. E dobbiamo fare anche complimenti a chi ha realizzato il video, sia all'idea. Facciamo i complimenti sia a chi ha realizzato il video, volevo salutarli a proposito Salvatore e Valentina, lo studio Creativity a Casteltermini, sono stati veramente eccezionali. Sì, hanno creato le situazioni accoppiando anche quella che era sono stati la bravi. canzone con le cose. E allora, Domingo, che fate voi in un concerto? Fate ballare alla piazza? Sì, abbastanza. Sì, abbiamo ballerine, ballerini, trombettisti, chitarra, il DJ set facciamo prima e dopo, un cantante anche, batteria, insomma un bello show. Infatti ci stiamo proponendo a Racalmuto, così a caso, mi è venuta così, io faccio il general manager. Sì, ma il sindaco vi aveva invitato, l'ho sentito io. Non l'avevo
volevo sentire. Sì, ci fate sapere dopo, prego. Sono abbastanza allegri, anche la musica è quella che mette armonia e coinvolge le persone. Sì, potrebbe essere una... Sì, ma ancora non ci ha visti dal vivo, signor Sindaco, promettiamo che veramente faremo... altrimenti poi voglio anch'io la parte, giusto? La percentuale me la dovete dare. Bene, bravi Reggae Zone Family. Allora Pippo, non so se ti sei visto dietro, c'è una bella foto, è in bianco e nero, diciamo, sì. L'ho fatto vedere ai ragazzi. È in bianco e nero. Dimmi. No, dicevo, non farete un'opera di Pirandello, ma parlate di Pirandello, della moglie, la signora Portolano, insomma degli altri. Che vita è questa? Che avete scritto voi la vita di Pirandello? Come dicevo poco fa, questa idea è nata in un tavolo di bar, mentre si discuteva, scusate ma sono un po' raffreddato, mentre si discuteva di fare più o meno delle cose più serie rispetto a delle cose che abbiamo comunque già in cantiere, siamo alla fine, che è una commedia. La cosa che ci ha stimolato è stata quella di pensare di portare in scena Pirandello, ma non un'opera di Pirandello, ma un'opera su Pirandello. Questa messa in scena nasce da un'idea nostra, quindi stiamo vedendo delle scene di una rappresentazione fatta un paio di settimane fa. Stavo dicendo, nasce da l'idea di rappresentare quella che è la solitudine assoluta di Pirandello verso la fine della sua vita, perché amareggiato dalla malattia della moglie, che poi va a finire in una casa di cura, e quindi di un amore passato, ma non passato in sordina, passato con grande sofferenza, perché Pirandello era innamorato di Maria Portolano, di Antonia Portolano, tant'è che in quest'opera si chiama Antonia, non si chiama Maria. Molto tormentato dalla fine di questo amore, e poi si ritrova a amoreggiare, tra virgolette, perché non corrisposto il suo grande amore per questa attrice, per Marta Abba, questa ragazza giovane di Torino che gli fa perdere le staffe, ma non corrisposto perché per lei Pirandello, non solo per l'età ma sicuramente per una questione sentimentale, non è altro che il suo mentore, il suo maestro, è quello che scrive le opere per lei, che lei rappresenta. Quindi a un certo punto della sua vita, abbandonato pure dalla figlia che va a vivere all'estero con il marito, si ritrova da solo e comincia raccontata la solitudine allora di Pirandello. Proprio la solitudine, questo sentimento, perché è un sentimento la solitudine, questo sentimento fortissimo che lui si sente addosso, e comincia a discutere con la governante. L'opera si svolge in questo modo, comincia a discutere con la governante, perché ha appena finito di leggere una lettera che lui scrive a Marta Abba, e nella quale le esprime una parte della sua solitudine, ma ovviamente non si apre mai fino in fondo, e a questo punto comincia a pensare a quello che è il suo modo di vivere, e poi in scena ovviamente, oltre me che rappresento Pirandello, ci sarà ancora per molto tempo, spero, un'altra parte del gruppo che è fatto da Giovanna Messina, che rappresenta
Antonia, quindi la moglie Giovanna Messina, che ha scritto l'opera e ne ha fatta pure la regia. Poi c'è Susi Indelicato che rappresenta Marta Abba, e poi c'è Giulia Laimo che fa la governante. Una ricerca storica, una ricerca veritiera, quella che voi trasportate sul teatro, quindi supportate, diciamo, da atti certi, o è l'immaginazione della scrittrice, in questo caso, insomma, di chi ha realizzato l'opera, di come poteva essere quel momento di vita di Pirandello? Allora, la ricerca è precisa, non è casuale. Perché non lo posso dire, perché sennò si perde il piacere di andarla a vedere, ma non c'è nulla di casuale, ci sono anche degli stralci di monologhi, ovviamente sintetizzati, non sono quelli originali che ha scritto Pirandello di alcune sue opere, che tassellano tutto quello che rappresenta per lui, che hanno rappresentato per lui le due donne, le sole due donne della sua vita. Ma nella vita di Pirandello ci sono anche tutte quelle cose che lui ha descritto nelle sue opere? Ci sono questi personaggi in cerca d'autore, ci sono le corde pazze che vanno e vengono, c'è Ozzidima che non riesce a uscire dalla giara. Allora, mi ricollego a quello che ha detto poco fa la signora, penso che si chiami Roberto, se non sbaglio, sì, che ognuno rappresenta la propria terra. Ed è vero, perché se Pirandello fosse nato a Trieste non avrebbe mai preso un Nobel, perché Pirandello, essendo nato ad Agrigento, ha assorbito tutto quello che è la forza, la capacità benissimo, tutto quello che è proprio la forza intanto della Sicilia, dell'agrigentino in maniera particolare. Ne abbiamo esempio, abbiamo lui, abbiamo Sciascia, Tomasi da Lampedusa, cioè abbiamo dei grandi, quindi ha potuto prendere il Nobel. Non solo, ma lui non era eccessivamente contento di questo Nobel. Lui a un certo punto scrive a Marta Abba che dunque scrive se mi dovessero portare in trionfo io non ne avrei gioia, cioè quando prese il Nobel, perché lui non era entusiasta di essere Pirandello il grande scrittore, lui era una persona normalissima. Forse andando a ricercare... Era un po' debole anche, ecco. Andando a ricercare nei meandri di quella che è la vita di Pirandello, magari si possono cogliere alcune sfumature che il grande pubblico, tra virgolette, non riesce probabilmente a cogliere. Hai detto abbiamo fatto, ma e che faremo? Quindi... Che faremo? È ancora in programmazione, ecco, questo voglio dire. Che faremo? La faremo sicuramente il 28 di giugno alla casa di Pirandello, in agosto a Costa Bianca, poi ora vediamo il sindaco che data ci dà. Mi fa piacere che Target, insomma, sia anche un punto d'incontro, ecco. Devo dare atto a Target, non so se l'ha fatta apposta, ha organizzato delle situazioni che, diciamo, trovano accoglienza. Sì, perché parliamo del turismo, lo spettacolo, faremo una grande estate, pensiamo di mettere parecchi gruppi e il gruppo reggae ci potrebbe stare benissimo. Siete già poi no, c'è un'altra novità, noi abbiamo un teatro, il teatro ottocentesco Regina Margherita, che è simile al Pirandello di Agrigento, che è un teatro che finalmente ha un ultimo step per avere la certificazione e la possibilità di poter essere aperto definitivamente. Ci sono stati dopo l'inaugurazione c'è stato un offuscamento, per cui ormai la normativa impone che i teatri, pur essendo stati costruiti in epoca abbastanza passata, quindi debbono avere delle norme di sicurezza che a volte non si sposano bene. E dico, il teatro noi lo stiamo completando con le certificazioni, per cui con molta probabilità fra qualche mese apriremo il teatro, quindi sarebbe anche
una bella cosa avere Pirandello, seppur... C'è Pirandello, in piazza c'è il reggae, c'è anche il presentatore, c'è il presentatore. Abbiamo le bollicine. Ma volevo dire anche le bollicine, ma anche Archeo Club. Anche Archeo Club, perché... trasportiamo Target a Ragalmuto. Secondo me è stato organizzato apposta. Grazie, perché, Sindaco. Perché per esempio una cosa che io ho apprezzato e che anche nella nostra agenda dell'attività amministrativa abbiamo messo è quella del raccontare i monumenti, perché molto spesso i nostri monumenti vengono visitati senza che nessuno li racconti, e raccontare il monumento equivale a descrivere, a creare la fantasia, lo stimolo del visitatore. E poi per quanto riguarda invece Acquarinto, noi abbiamo ospitato in questi giorni sabato mattina una manifestazione legata proprio alla hanno fatto mondiale dei dipinti sotto proprio il castello, quindi diciamo che ci siamo quasi tutti, brinderemo alla fine senza prendere, diciamo, il legame, sia io che Arturo, il direttore, insomma abbiamo veramente centrato un po' tutti. E a proposito, cosa? Come sempre, sì. A proposito di Acquarinto, allora dicevamo questa giornata nazionale del rifugiato, alcune iniziative fatte, altre da fare, ne vogliamo approfondire, Claudia? Certo che sì. Infatti volevo ringraziare il sindaco perché proprio sabato mattina siamo stati a Ragalmuto con il progetto Decoriamo la città, che ha visto coinvolti i nostri beneficiari e anche parte dei ragalmutesi, che hanno appunto realizzato questi dipinti molto molto carini e molto graziosi, che esporremo domani al CPIA di Agrigento, dove ci sarà una tavola rotonda, si parlerà di scuola integrazione. Parlando domani, diciamo giovedì. Domani giovedì, esatto. Sì. E poi sempre domani sera in piazzetta Salita San Francesco organizzeremo un rinfresco, una pericena, perché poco fa si parlava di emozionare. Io invece voglio usare anche un altro termine. Noi accogliamo, ma oltre all'accoglienza noi vogliamo far conoscere. Basta con queste storie strappalacrime degli immigrati, delle traversate che sono terribili, per carità, però andiamo oltre, conosciamo quello che è il valore di ogni singola persona, perché dietro ogni persona c'è un viso e dietro ogni viso c'è una storia che è fatta di un vissuto, ma anche di un presente e di un futuro che va costruito possibilmente con l'aiuto di tutti quanti. E quindi, sicuramente in questo periodo anche parlare di queste cose ha avuto un po' troppa enfasi politica, il discorso di fermare le navi, di chiudere i porti, di bloccare la traversata, insomma poi ognuno la pensa come meglio crede, però giustamente come dice Claudia, dietro ogni volto c'è la storia, ci sono anche delle situazioni importanti che lasciano il proprio paese per avventurarsi qua, e evidentemente se fanno questo passo vuol dire che le cose non vanno tanto bene, insomma, altrimenti penso che nessuno avrebbe il piacere di farlo. Lasciare il proprio paese per sfidare il mare, le sorti, e poi arrivare ad una terra che non è la tua, una lingua che non è la tua, una cultura che è totalmente differente dalla tua. È tanto complicato, sia per noi che accogliamo che per loro che devono in qualche maniera integrarsi a quelli che sono i nostri usi e la nostra cultura. Quindi in questa giornata, diciamo, giornata allargata, chiamiamola così, del rifugiato, voi oltre a trattare i temi appunto dell'accoglienza, cercate anche di far conoscere chi sono i vostri ospiti, da dove vengono, qual è la loro tradizione culturale, un po' tutto, no? Esatto, facciamo non soltanto questo, ma cerchiamo di spiegare ai nostri beneficiari la nostra terra, quelli che sono i nostri punti di forza della nostra terra, e poi cerchiamo un approccio che sia proprio positivo e aperto con la popolazione. Ecco perché scegliamo diverse location, perché vogliamo che l'immigrato non sia più visto come l'uomo nero da abbattere, ma come la persona che ha appunto delle cose buone e delle cose un po' magari da limare come tutti quanti, e che si possa accogliere realmente in quello che è il contesto per quello che si può fare. Bene, Sindaco, allora dicevamo da qui in estate state preparando delle cose belle, però 5 anni sono lunghi. Tu hai parlato di riorganizzazione della macchina burocratica comunale, della valorizzazione del territorio, quindi cultura, archeologia, enogastronomia.
Ma per fare tutto questo credo che il bilancio sia l'elemento principale. O Racalmuto è un'isola felice, diciamo? No, anzi, devo dire che un altro tema che ci ha impegnati in questi un mese e mezzo, quasi 2 mesi, è stato proprio quello dell'approvazione del bilancio. C'è un iter burocratico, chi magari non è inserito nell'ambiente non conosce, per approvare il bilancio, che porta molto spesso le pubbliche amministrazioni a avere un bilancio approvato in ritardo rispetto all'anno in corso. Marzo dovrebbe essere la data di approvazione, ma molto spesso sembra ottobre-novembre quando ci dovrebbe essere la variazione. Sì, ma noi siamo riusciti con grande sforzo, e per questo voglio ringraziare i nostri dipendenti che si sono prodigati, perché l'approvazione del nostro bilancio era necessaria per poter svolgere la festa del Monte. Voi sapete che per Racalmuto la festa del Monte è la festa principale, e se salta la festa del Monte è come dire salta il sindaco, quindi una preoccupazione molto alta, che ci ha visto impegnati giorno dopo giorno a inseguire quasi con un atteggiamento ossessivo i nostri dipendenti per poter avere il bilancio, che noi abbiamo fortunatamente approvato, che il Consiglio Comunale approverà fra 15 giorni, perché c'è un iter di presentazione di emendamenti, certo, e quindi parere del revisore dei per conti, cui noi arriveremo verso il tanto... 4-5 luglio ad approvare il nostro bilancio. Sono bilanci che effettivamente non sono molto generosi, ed è un po' il problema dei comuni, i quali sono frontiera, debbono rispondere a diverse esigenze, gli stanziamenti statali e regionali sono sempre più esigui, per cui aumentiamo le aliquote, aumentiamo le tasse. Ma noi proveniamo da un piano di riequilibrio. Racalmuto è stato negli anni inserito in un piano di riequilibrio che ha visto la tassazione già al massimo, quindi i cittadini da 5 anni sono tassati. Pensa fa male che dissesto. Ma noi siamo stati precursori, perché Racalmuto è entrato in predissesto ed è entrato in un piano di riequilibrio già da 5 anni. Oggi noi aspettiamo gli ultimi adempimenti della Corte dei Conti, che ci farebbe uscire dal piano di riequilibrio. Quasi fuori, insomma. Siamo quasi fuori, però abbiamo vissuto prima degli altri comuni, perché la nostra situazione è emersa per effetto dello scioglimento che è successo anni fa del nostro comune, e pertanto è emersa prima rispetto a altre situazioni di altri comuni. Si chiede di non abbandonare i comuni, perché molto spesso vivere con la tassazione locale non consente ai comuni di rispondere immediatamente alle esigenze dei cittadini. Si dovrebbe in qualche modo rivedere questa forma di contribuzione statale e regionale e capire le esigenze, perché molto spesso i sindaci sono veramente messi in grande difficoltà. Ai comuni è stato demandato tantissime cose, tantissimi servizi, però poi i famosi transfer Stato-Regione sono diminuiti, se non quasi azzerati. Poi ci dobbiamo mettere che ci sono situazioni di precariato che i comuni debbono in qualche modo sistemare, la questione della stabilizzazione, i contrattisti che entro l'anno debbono essere stabilizzati, le ore che molto spesso non sono quelle che richiedono all'interno del comune stesso, i fondi che vengono meno, quindi tutte queste situazioni non fanno certo divertire. C'hai le maniche riboccate, quindi diciamo io sei pronto? Sono pronto a tentare il possibile per poter in qualche modo stabilire un po' di armonia fra i miei cittadini. Ritorniamo a Archeo Club, dicevamo di queste belle iniziative per far conoscere il territorio, la prossima sarà tra pochi giorni e scomodate addirittura Persefone. Sì, anzi ne approfitto per invitare i telespettatori e chiunque volesse partecipare, perché è un evento gratuito, solo un'unica pecca: sarà alle 5 del mattino, sarà sabato, quindi saluteremo la prima alba del solstizio d'estate, quindi la prima alba dell'estate. Ci incontreremo, è un evento che stiamo curando insieme all'Associazione Mariterra e anche Fiori di Loto, perché sarà la giornata mondiale dello yoga, però diciamo è un linguaggio moderno questo dello yoga, ma noi siamo per la tradizione, quindi per l'archeologia, quindi ci rifaremo su una favola mitologica che è la favola di Demetra e Persefone. Demetra, per ringraziare Ade per aver restituito la figlia, farà durare il giorno quanto la notte, quindi sarà il giorno più lungo dell'anno.
Ci sono parecchi riti nel mondo, celtici o americani, ma il nostro è un rito greco, e abbiamo una bellissima location che si presta benissimo, che è la Scala dei Turchi, che è bianca e che attira la maggiore luce. L'appuntamento è davanti alla Villa Romana di Realmonte. Poco prima della Scala dei Turchi. Poco prima, sarà una camminata alle 5 bianco. puntuali si parte. Sì, ad accogliere ci sarà Ade e Chantal Beltrami, che fa parte dell'associazione appunto Fiori di Loto, che ci metterà in meditazione, e poi ci saranno delle letture che introdurranno il mito di Demetra e Persefone, e poi tante belle sorprese. Questo è il venerdì, hai detto? Sabato 22 alle 5 del mattino, la prima alba d'estate. Ecco, bene. E poi magari un po' di musica reggae di sottofondo non se volete venire, per me tanto, tutto gratuito, anche la vostra prestazione, però vi fate pubblicità. Quindi ci facciamo pubblicità e ci sosteniamo. Una passeggiata, un ascoltare queste... meditativa e mitologica, perché è la prima volta, vediamo come sarà, e mi auguro che ci sia una bella, come dire... Noi non la stiamo amplificando, siete tutti invitati sabato mattina alla Villa Romana di Realmonte per andare alla Scala dei Turchi, questa prima alba dell'estate. Mi avevi detto prima che partisse la sigla che voi volete leggere qualcosa per proprio addentrarci nel mito di Persefone. Poco fa diceva che la Sicilia è la terra del grano e del vino. Appunto, Demetra è il grano, la dea madre della terra che ha abitato la Sicilia. La Sicilia è stata appunto la terra del grano. Se volete vi intrattengo con una... Sì, non tutto, ecco, magari solo l'inizio per capire un po' di cosa si tratta. Demetra, la madre terra, aveva una bellissima figlia di nome Persefone, che un giorno giocava in un prato. Persefone vide a un tratto un fiore particolarmente bello e allungò le mani per coglierlo. D'improvviso la terra prese a tremare e si aprì una profonda voragine. Dalle profondità della terra emerse Ade, il dio degli inferi, alto e possente. Stava ritto su un carro nero tirato da 4 cavalli del colore dei fantasmi. Ade rapì Persefone sul suo carro e lanciò i cavalli giù nella profondità della terra. Le urla di Persefone si fecero sempre più flebili, a mano che la voragine si richiudeva, come se nulla fosse mai accaduto. Persefone non si ritrovava. Iniziò così una lunga e folle ricerca di Demetra, della figlia tanto amata. Demetra si infuriò, pianse, urlò, cercò indizi e frugò dentro, sotto, sopra ogni rialzo della terra, implorò pietà, implorò la morte, ma non riuscì a trovare l'adorata figlia. Chi ne vuole sapere di più va su Google e cerca il mito di Persefone. Tutto questo, la singolarità è che tutta questa favola è ambientata nella nostra Sicilia. Ecco, e questa è la cosa più importante. Ci sono dei luoghi, come ad esempio, no, che promuovono turismo senza avere niente, ad esempio, che ne so, Loch Ness, che cos'è? Un mostro inventato, un lago inventato, non si sa niente. Noi abbiamo delle storie mitologiche, cioè nel lago di Pergusa è stata rapita Persefone, ed è tutta la Sicilia, perché poi ci sono tante storie che legano anche Persefone ad Agrigento. Forse non riusciamo a dobbiamo promuoverle. Per venderle dobbiamo conoscere, certo. promuovere e conoscere. Giovanni Alessi, è meglio brindare all'alba o brindare al tramonto? Forse è meglio al tramonto, no? No, dal punto di vista degustativo è meglio all'alba. Ah sì, perché? Sì, perché i nostri sensi olfattivi e gustativi ancora si stanno appena svegliando, ecco, e quindi non sono... Percepisce meglio. Si percepisce meglio. Sicuramente la mattina è il momento migliore per fare le degustazioni. Per degustazioni. a Persefone delle bollicine ci stanno benissimo. Sicuramente sì. Allora, dicevamo quindi edizione di Sicilia in bolle, così per grandi linee. Sì, grandi linee. Come sarà questa allora, il programma 2019? quest'anno si articolerà in 2 giornate. La prima giornata un po' più tecnica, perché ci sarà un convegno legato al tema dell'enoturismo,
lì sì, due territori, quindi la Sicilia e in questo caso il Trentino, che si confrontano dal punto di vista dell'enoturismo. Per noi è molto importante perché l'enoturismo incide parecchio dal punto di vista economico in tutta Italia, e quindi anche da noi speriamo, e di recente costituzione, noi come associazione ne facciamo parte, la strada del vino e dei sapori della Valle dei Templi, che coinvolge tutto un triangolo che va, diciamo, da Licata, così in linea di massima, da Licata quasi a Sciacca e fino a Caltanissetta, questo triangolo che dal punto di vista enologico nel nostro territorio rappresenta una bella zona. Comunque, per quanto riguarda la manifestazione si articolerà, come dicevo, in 2 giornate. La prima giornata più tecnica, argomento del convegno che si terrà a Casa San Filippo, quindi nel parco. Ringraziamo ovviamente l'Ente Parco che ci ha dato la disponibilità per poter svolgere il convegno dentro il parco. Allo stesso tempo, quindi, argomento enoturismo, e poi nel pomeriggio ci trasferiamo al Madison, che è la location dove sembra, anche per una questione di logistica, è abbastanza strutturata per poter reggere tutta la manifestazione. E anche lì noi valorizziamo il territorio, perché effettivamente quando si parla della Scala dei Turchi ormai vengono da tutto il mondo per venirla a vedere, quindi per noi, che oltretutto la location, come sapete, il Madison è posizionata sulla Scala dei Turchi, è molto bella da questo punto di vista. Sempre quindi la domenica pomeriggio si terranno delle 3 degustazioni guidate, dette così masterclass, si chiamano anche masterclass, in cui gli argomenti sono: una è la storia, appunto, 30 anni di Murgo, che la cantina di Scammacca del Murgo hanno voluto festeggiare a Sicilia in bolle i 30 anni della loro attività. Loro è un'azienda di Santa Venerina, quindi siamo sull'Etna, e il fatto di voler venire ad Agrigento, a venire alla Scala dei Turchi, a venire a Sicilia in bolle, ovviamente fa capire che Sicilia in bolle rappresenta un qualcosa di importante nel mondo delle bollicine siciliane. La seconda serata invece è un po' più montana? La seconda serata sarà più montana, perché realmente è quella dove c'è il banco di assaggio di tutte le aziende che parteciperanno, saranno una 50ina quest'anno, e dove quindi tutti gli appassionati, i sommelier, appassionati del vino, giornalisti, che potranno quindi assaggiare le bollicine siciliane che le aziende metteranno. Che non è un evento chiuso, chi vuole può prenotarsi, perché ci sono dei ticket a disposizione. Stiamo attraverso... Chiuso nel senso che è un numero limitato, in questo senso, perché chiaramente per una questione ovviamente di sicurezza non può essere aperto, anche perché siccome nel ticket ovviamente è compreso il catering, diciamo, il buffet che viene offerto dal Madison, dalla struttura, quindi poi alla fine ci sarà, dopo, quando chiuderanno i banchi di assaggio, che all'incirca verso le 22:30, 23 chiudono i banchi di assaggio, poi sempre al Madison, ma in un'altra zona, si aprirà la parte diciamo della discoteca, dove si potrà ballare, ascoltare musica, e quindi passare quella più anche conviviale, la serata, quella più che conviviale, ci farà discutere. E generalmente io, per esempio, che sono anzianotto, non ci arrivo a poter essere. 2 giorni di appuntamenti vogliamo ricordarli? Quindi domenica 30 giugno e lunedì 1° luglio. Bene. Ci abbiamo quasi alla fine del nostro appuntamento, come avete visto, e sicuramente potuto gustare delle argomentazioni molto molto importanti. Poi, come diceva il sindaco Maniglia, un po' legano un po' tutte tra di loro. Ragazzi di Reggae Zone Family, oltre all'allato adesso c'è un qualcosa di più recente che sta tenendo banco anche sui social. Chi ne parla? Peppe? Sì, c'è qualcosa di più recente, e ancora dovrebbero arrivare altre novità, quindi abbiamo un album in produzione. Che dovete fare l'album, insomma, 2 brani mi sembrano pochi per un album. Album di figurine. Album di figurine, le stiamo già collezionando tutte. No, a parte lo scherzo, dovremmo fare pure un video fine mese, che lanceremo fine mese, insieme all'album, se Dio vuole. Il pezzo, Shabalala, com'è? Shabalaba è l'ultimo pezzo che abbiamo fatto. Abbiamo fatto pure il video. Shabalaba all'allato l'abbiamo ringoglionito, pure Shabalaba. Pure la stessa cosa, no? No, scherzo.
Cos'è no, questo Shabalaba? Shabalaba è la canzone di tutti, io la definisco la canzone di tutti. Shabalaba non ha proprio un significato vero e proprio, quantomeno quando l'ho scritta non ho pensato a un significato vero e proprio, però ascoltando la canzone magari vi potete fare un'idea e dare un significato a questa parola, che poi penso che ascoltando la canzone e capendola appunto potete usare il termine come Shabalaba vi pare. Quindi prima di mandare in onda questo meraviglioso video, che so che c'è ancora il mare, quindi il mare in voi il mare è un elemento dominante veramente. Devo dire ai miei ospiti che poi ci saluteremo, ma Target non si saluta grazie, arrivederci e buonasera, non sarebbe troppo riduttivo, lo dico sempre, mi ripeto, magari chi non ha visto la puntata o chi non è stato ospite, voi lo dovete fare con una citazione, con un messaggio, con una frase, con un pensiero. Pippo, vedete un po' voi, insomma. Naturalmente positivo, perché noi, caro Presidente, il bicchiere è sempre mezzo pieno. Non sappiamo che si è bevuto quello di sopra, ma quello di sotto c'è sempre. Va bene, quindi pensate ai nostri saluti e intanto Shabalaba. Allora noi vi salutiamo direttamente così, con Shabalaba, che è un inno quasi anche alla vita, che parla di allegria, insomma. E ne facciamo un altro, Va bene, vai Piero con Shabalaba. Acchianiamo da sola tipo. Mi fa sudare quella calba alla shabalaba, sai shabalaba, shabalaba. Tengo un microfono in mano e faccio shabalaba. Voglio parlare, puoi cantare solo shabalaba. Mi piace sta parola strana tipo shabalaba, sai shabalaba, che shabalaba, shabalaba. È uno stile di vita, sai come shabalaba. Quando sei pieno di vita dillo al re shabalaba, che ti passa la fatica, senti a me shabalaba. Todo il mondo shabalaba, shabalaba nelle strade di città shabalaba. Non importa quando e come ma si sa shabalaba, con l'allegria che tiro fuori che me fa shabalaba, sento musica nell'aria, con la freschezza e di yardi con shabalaba, con l'unice che fa danzare di con shabalaba, mi fa sudare quella calba alla shabalaba, se shabalaba, shabalaba.
ognuno interpreta Shabalaba come meglio crede, sicuramente in allegria e spensieratezza. Credo che questa trasmissione veramente possa essere annoverata tra le più belle, direttore, che dice? Sono tutte belle, insomma, però ognuno ha il proprio marchio, il proprio stile. Bene, siamo arrivati alla chiusura. Allora, come dicevo, il saluto dei nostri ospiti, non so se Reggae Zone Family ne fa uno per tutti o tutti per uno, saranno loro a dirlo. Grazie a Mauro Mirabile, grazie a Peppe Ballone, grazie a Domingo Profeta, Reggae Zone Family. Profita. Vabbè, lo stesso. Allora, Domingo. Volevamo dire che praticamente siamo tutti in fondo un po' allallati e quindi non dobbiamo vergognarci. Anche se siamo allallati, no? Ogni tanto può capitare. Domingo. Senza problemi, senza paranoia, libertà. È bella la libertà di essere anche ogni tanto allallati e fregarsene. Sciaballiamo e basta. Grazie a Pippo Alvaro, attore, Pirandello in Io scrivo la vita. Grazie. Un po' più alto. Io non vivo la vita, io la vita la scrivo. Grazie a Claudia Sinaguglia di Aquarinto. Intanto grazie a voi, mi riallaccio ai ragazzi e mi ricordo il suo nome, e a Pippo, dicendo che non bisogna mai avere timore e paura di dimostrare quello che si è e soprattutto di valorizzare il proprio essere senza appunto avere l'angoscia e la paura di mettere delle etichette che non ci appartengono, perché ognuno di noi, sia qua dentro che fuori, ha un valore proprio che deve essere messo al centro del proprio progetto di vita. Grazie a Vincenzo Maniglia, sindaco di Racalmuto. Io vorrei intanto invitarvi dall'11 al 14 di luglio alla nostra Festa del Monte, che sarà quest'anno ancora più ricca e particolare. E poi voglio dire che il sale è l'intelligenza nella vita e noi abbiamo il paese del sale a Racalmuto. Grazie a Angela Roberto, Archeoclub Agrigento. Io voglio dire una frase, essendo empedoclina di Camilleri: la cultura deve essere come il grano, si semina come il grano, la cultura non è di un'elite. Grazie a Giovanni Alessi, vicepresidente di AIS Sicilia, e l'appuntamento con Sicilia in Bolle. Naturalmente per tutti quelli che volessero anche avere delle informazioni devono andare sul sito www.siciliainbolle.it, dove possono capire e sapere se si vogliono prenotare. Dopodiché è chiaro che dobbiamo augurare un brindisi con le bollicine e invito tutti a partecipare a questa splendida manifestazione che è Sicilia in Bolle. Bene, buona estate grazie della vostra presenza e della partecipazione, soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.